sono conclusi qui a Buenos Aires i lavori degli Stati Generali e dei nostri corregionali in America Latina, una o due giorni ricca di testimonianze, di emozioni anche, di proposte, di racconti. E lei ha sostenuto che non si può dare un'interpretazione solo amministrativistica, tecnicistica di un dibattito di questo tipo, bisogna tenere conto anche della mozione degli affetti. Certo, questo credo che sia in qualche modo la cosa principale che è venuta fuori da questi 2 giorni, un'attenzione che non può essere solamente amministrativa, non può essere un riconoscimento di passaporti, ma deve essere veramente il coinvolgimento delle nostre comunità, quelle vere, nella gestione della nostra regione, dei nostri rapporti, diciamo, dei progetti che vogliamo fare assieme, una conoscenza che deve avere una sua reciprocità. Ci siamo resi conto di quanto meglio conoscano i corregionali la nostra regione, di quanto noi conosciamo loro, dove vivono, di questi paesi, parliamo dell'America Latina, sono paesi molto lontani, e quindi questi bisogni nuovi che sono emersi in maniera importante in questi 2 giorni. Una grande partecipazione, poi oltre 150 persone oggi, quindi molto significativa, e che ci ha dato ragione nella scelta che abbiamo fatto nel 2015, quindi quando abbiamo pensato di dover fare anche queste cose lontane dalla nostra regione per coinvolgere più persone possibili. Lei ha detto che è importante vedersi, parlarsi di persona, non basta la realtà virtuale quindi. No, la realtà virtuale, tutti i mezzi di comunicazione virtuali servono, ma il momento di confronto personale non è sostituibile. Quindi diciamo bene il mail, va bene Facebook, va bene Twitter, però stare 2 giorni, 3 giorni assieme, parlarsi, vedersi, toccarsi, mangiare, abbracciarsi a volte, muoversi è fondamentale. Credo che sia fondamentale sentire il reciproco affetto e quanto all'estero si è mantenuta la volontà di tenere tradizioni, legami con la madrepatria al di là delle generazioni che passano. Questo è estremamente importante, come anche il grande numero di giovani che hanno partecipato a questa sessione, che dà l'idea veramente che non stiamo sbagliando politiche nei confronti dei nostri corregionali, che non abbiamo, non solo non abbiamo abbandonato come altre regioni, ma che invece su cui abbiamo incrementato anche i nostri sforzi.